Allora, eccoci qua, bentornati, su Parresia. Allora, perdonate la mia anche abbastanza lunga assenza, ma mi son dovuto davvero riprendere da una lunga, malattia. Ovviamente, non vi dirò quale, ma potrete immaginarla. Oggi parleremo del settarismo, diciamo così, siriano e del suo rapporto un po' con i tumulti che sono partiti, nati sin dal 2011 ad oggi. E ne parleremo ovviamente con il nostro amico Andrea Gaspardo, che ringrazio molto per essere qui con noi, quindi buonasera Andrea. Buonasera, grazie Luca e grazie al canale Parresia di aver organizzato questa serata interessante. Grazie a te per essere qui. Allora, ehm, ovviamente, com'è nata un po' questa live, Andrea? Perché noi ci siamo beccati a San Marino, al Casamatta, e ci siamo conosciuti di fatto lì, di persona, e si era parlato: "Dai, facciamo una live", l'idea che ti era partita era quella: "Dai, facciamo una live su questo argomento, su quanto melting pot c'è all'interno del panorama siriano e che può essere da una parte una forza, dall'altro forse una debolezza e motivo di, tumulti successivi che abbiamo visto tutti sin dal 2011. La cosa purtroppo, ahimè, interessante è che quando si parla di Medio Oriente bisogna sempre camminare sulle uova. Tant'è che recentemente, l'avrete visto tutti, insomma, è scoppiato un bel casotto all'interno invece di uno stato confinante, oltretutto con la Siria, e con cui diciamo condivide molto la storia, cioè lo Stato di Israele e ovviamente i tumulti con Hamas e la striscia di Gaza. E quindi parlando un po' di Medio Oriente, magari io prima farei proprio uno specchietto sull'attuale situazione, che è abbastanza, voglio dire, importante allo stato attuale e che può effettivamente avere un collegamento con quello che andremo a dire, invece, sulla Siria. Quindi ti chiedo, Andrea, un po' com'è questa situazione, anche storicamente parlando, brevemente, perché poi successivamente faremo comunque una live qui dedicata appunto a questo argomento. Però mi sembrava giusto comunque parlarne un pochino. Prego, Andrea. Ma innanzitutto diciamo che per condividere anche un po' un nostro ricordo personale, dato che hai citato il Casamatta Book Fest, la scintilla che mi ha fatto venire in mente l'idea della tematica per questa prima serata è stato un po' il tuo cognome, perché è stato inevitabile per me chiederti, ma esattamente tu hai io in realtà pensavo tu avessi origini libanesi, anche perché il Libano in quanto sponda sul Mediterraneo è sempre stato più connesso con le dinamiche del Mare Nostrum rispetto invece alla Siria, che invece è stata un pochino più isolata, come vedremo anche dalle cartine che faremo vedere ai nostri ascoltatori. Però dalla nostra conversazione in quel momento e da ciò che abbiamo potuto condividere in quell'occasione è partita questa idea. Quindi questo è un po' la ragione per cui oggi siamo qui a parlare. Venendo alla tematica invece che tu hai illustrato, purtroppo abbiamo visto tutti quanti la situazione tra Israele e Palestina, Israele e Hamas, Israele e la striscia di Gaza è quella che vediamo. Direi che alla luce di quanto è accaduto negli ultimi giorni, senza dubbio possiamo dire che il conflitto che da decenni oppone gli israeliani e i palestinesi ha fatto purtroppo un salto di qualità, perché io, premesso che sono ancora relativamente giovane, quindi io non è che ho visto tutto dall'origine ai giorni nostri, però non ricordo di aver visto degli atti di violenza così efferata in realtà da entrambe le parti come in questi ultimi giorni.
Cioè il conflitto di natura nazionale rotto gli argini del puro e semplice scontro nazionale e sia diventato un qualcosa di quasi religioso tra le due parti. Però essendo passata meno di una settimana dall'inizio del tutto, credo che sia anche un po' presto per fare delle previsioni su cosa può accadere, anche se credo sia abbastanza ovvio per tutti noi che ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un bagno di sangue. Beh, direi che il bagno di sangue è anche iniziato Ah sì. direttamente, anche se magari su alcune notizie non abbiamo la certezza assoluta, però insomma i numeri purtroppo sono abbastanza certi, come abbiamo spesso anche dialogato, all'interno del nostro gruppo degli addetti ai lavori. Però venendo adesso all'argomento principale, dato che, ripeto, dedicheremo una live a riguardo e quindi dato che vedo che c'è Amedeo, il presidente che ci sta ascoltando, mi raccomando perché tu sei uno degli ospiti. Allora io ti direi a questo punto di iniziare parlando di che cos'è effettivamente la Siria e quindi un po' la sua breve, insomma, in realtà la sua lunga storia, ma cerchiamo di condensarla molto. Sì. E partirei a questo punto da far vedere una prima immagine, una prima mappa a questo punto, che è questa, e magari di commentarla un po' insieme. Prego Andrea. Sì, allora, solo una piccola cosa per introdurre il nostro discorso. Quando si approcciano le questioni siriane, bisogna sempre distinguere l'idea di Siria dalla moderna Repubblica Araba di Siria. Perché? Parto dall'ovvio. La Siria come moderno paese, perché chiamarlo Stato-nazione è francamente troppo. In quell'area geografica non ci sono veri stati-nazione. Però come moderno paese nasce molto recentemente, lo vedremo tra poco, ma come diciamo idea di territorio, idea culturale, idea storica, la Siria in realtà c'è sempre stata nel Medio Oriente. Cioè, se noi andiamo a prendere le fonti antiche, e qua ci porteranno manforte tutti i nostri amici e colleghi del gruppo degli addetti ai lavori, più anche gli altri appassionati, notiamo che in realtà la Siria come idea accompagna la civiltà umana e ci sono città nell'area medio orientale e una di queste è Aleppo che sono più antiche della maggior parte dei popoli del mondo. Cioè la città di Aleppo, l'unico centro abitato che è più antico di Aleppo, parlo di centri abitati che sono stati abitati in maniera continuativa dalla loro fondazione fino ad oggi, ecco, l'unico, se ricordo bene, ma magari qualche antichista mi correggerà, è l'unico centro abitato che presenta una soluzione di continuità abitativa dall'antichità fino ad oggi, più antica di Aleppo è Gerico, appunto nei territori di Israele barra Palestina. E poi sì, ci sono poi state anche altre nel territorio. Ah, ecco. Sì, qua ovviamente Ebla, che tra parentesi, attenzione, l'abbiamo scoperta noi italiani, con Sì, sì. Mathieu, e quindi con la spedizione di Mathieu. Sì, poi anche Ugarit, cioè, sì, sì, Ugarit. cioè, esatto, quella zona è sempre stata un produttore di civiltà nella storia dell'umanità. Ciò che è cambiato, ovviamente, dall'antichità fino ad oggi sono stati i, tra virgolette, confini ideali
del territorio della Siria, che si è più volte estesa e ristretta un po' come una fisarmonica. Però diciamo che la Siria come centro di irraggiamento culturale e come diciamo produttore di storia non ci ha mai abbandonati. Certo è che la nostra narrazione deve iniziare da qualche parte e inizia nel XX secolo, perché questo è il secolo in cui nel territorio medio orientale è nato poi un paese che si chiama appunto Repubblica Araba di Siria, che noi vediamo qua in questa immagine che tu hai gentilmente postato. Questa in realtà oltre che una rappresentazione su carta del territorio, meramente del territorio del paese, è anche una carta che mostra in maniera ovviamente un po' stilizzata quella che è anche la dislocazione territoriale di quelli che sono i principali gruppi etnici barra etnoreligiosi, i cui nomi poi sono anche saliti alla ribalta delle cronache nel corso dei drammatici anni dal 2011 in poi della cosiddetta guerra civile siriana. Giusto per dire due cosette, così per spiegare un po' il valore dei colori che state vedendo, in questa immagine il colore prevalente, questa specie di giallo-arancione, è un po' che disegna una sorta di arco che attraversa tutto il paese e rappresenta quelli che sono gli arabi sunniti, che sono il gruppo maggioritario della Siria. Invece lungo la costa potete vedere con il verde chiaro e invece l'area di origine principale degli Alawiti, anch'essi arabi, però che costituiscono una comunità particolare a sé. Sono invece facilmente individuabili curdi, che in Siria si trovano soprattutto nella zona nord e del nord-est, quindi a ridosso dei confini o meglio si trovavano, perché anche lì sono cambiate un po' le cose. Comunque si trovavano nell'area di Afrin e poi nella provincia di Al-Hasaka, e poi nella zona invece sud del paese, là dove si trova il colore verde scuro, soprattutto attorno alla provincia di As-Suwaida, sono presenti invece i drusi, questa setta molto particolare che ha origine nel mondo islamico, ma che poi si è pesantemente differenziata rispetto a tutto il mainstream musulmano, sia sunnita che sciita, tant'è che alcuni dicono effettivamente li possiamo ancora considerare musulmani. Forse. I cristiani invece sono sparsi un po' ovunque. Ci sono alcune aree di particolare interesse di stanziamento cristiano, come la cittadina di Malula, che si trova vicino al Libano, a ridosso del monte del Libano, e dove si parla la ex cittadina ormai di Malula, perché poi durante la guerra appunto con lo Stato islamico non ha fatto, diciamo, una bella fine da questo punto di vista, specialmente il cosiddetto santuario anche di Santa Tecla, se non ricordo male. Ma la cittadina poi è stata ripopolata, i cristiani sono tornati. La cittadina sì, però con grande difficoltà. E lo so perché io ci sono stato l'ultima volta nel 2010, poi è iniziato tutto insomma, il marasma di cose che di fatto stiamo un po' spiegando e sappiamo, e ahimè, insomma, quella parte lì, guardate, io c'ho un ricordo praticamente. Per arrivare a quel determinato santuario si passa per una gola. Sembra un po' di fare la strada per arrivare a Petra, però in generale
è molto interessante, molto anche suggestivo da questo punto di vista. E purtroppo, diciamo, la furia anche del fondamentalismo ha dato poi purtroppo i suoi marci frutti. Scusami Andrea, prego. No, Amedeo ha chiesto se Malula è stata visitata dall'Islam o dai mitici ribelli moderati. Sì, Allora, penso di averti un sì, po' già risposto, sì, ahimè. è stata, allora, Malula è stata occupata 2 volte nel corso del 2013, non però dallo Stato islamico, ma da Jabhat al-Nusra, e anche dai cosiddetti ribelli moderati, ma vabbè, dei cosiddetti ribelli moderati magari diciamo 2 parole un po' più tardi. Sì, vabbè, comunque stiamo parlando di davvero tomato tomato, da questo punto Mm, di vista, sì, se sì, sì. parliamo proprio di No, furia e un'altra iconoclastia zona, sì, anche. un'altra zona che vado un po' a memoria interessante di insediamento cristiano in Siria, però questa che si trova nell'area, diciamo, alawita, è il cosiddetto Wadi Nassara, che è traducibile dall'arabo come la Valle dei Cristiani, perché Nassara in arabo, anzi, non cioè, diciamo nell'arabo siriano, perché poi l'arabo si differenzia da area ad area, però sono i nasrani, diciamo, nell'Islam sono i nazareni, quindi i cristiani. E l'ultima cosa che volevo far notare su questa mappa è invece quella chiazza di verde scuro, ma non scuro quanto quello dei Drusi, esatto lì, che si trova a est rispetto ad Hama e Homs. Quella zona in verità è una macchia un po' troppo grande, però quella sta a indicare la città di Salamia, che è una città, è una delle 2 città, l'altra è Masyaf, che si trova anch'essa a ridosso delle montagne della costa. È Chi una ha delle... giocato ad Assassin's Creed saprà di che cosa stiamo parlando. Sì, bella questa. Comunque, la città di Salamia e la cittadina di Salamia e di Masyaf sono i 2 centri della Siria in cui sono concentrati invece gli Ismailiti, che sarebbero essenzialmente Gli sciiti settimiani. sì, esattamente, gli sciiti settimiani, e nel caso degli Ismailiti di Masyaf, la loro discendenza è quella che porta agli assassini, alla setta degli assassini Che sono della setta di medievali. Nizar, loro. Esatto, Quindi detti sono anche Nizari. ancora più, diciamo, particolari come setta. Esatto. Molto chiusa e ovviamente dedita a quello che poi, insomma, Sì. avete... Ecco, magari Assassin's Creed non è esattamente storicamente valido per certe cose, però, ecco. Però per dare un'idea, invece gli Ismailiti di Salamia, invece, i quali obbediscono dal punto di vista religioso al comando dell'Aga Khan, sono invece i discendenti di quegli Ismailiti medievali che poi produssero in Egitto il califfato Fatimide, che fu la prima grande affermazione, chiamiamola così, geopolitica, territoriale di una dinastia di ispirazione sciita. E credo con questo che un po' la panoramica delle principali aree di interesse l'ho detta. Detto Allora, questo, solo sì, vai Andrea. una piccola chiarificazione per il pubblico. Non prendete però questa disposizione territoriale come lettere incise sulla pietra. Ricordiamoci che comunque la gente si sposta, per cui c'è stato anche nei decenni un rimescolamento all'interno del paese, però questo è per darvi un po' una sorta di impatto visivo di ciò di cui stiamo parlando. Allora, io se posso aggiungere, Andrea, riguardo le comunità cristiane, adesso non ricordo se quella che hai citato è quella
che ho visitato pure io all'epoca, perché c'è una comunità che era stata creata da Don Paolo Dall'Oglio, se non ricordo male, che purtroppo poi durante tutti i tumulti ha fatto anche una brutta fine. Da quanto ricordi praticamente, il buon Bashar al-Assad fondamentalmente, ehm, l'aveva cacciato in qualche modo, lui comunque se n'era andato, poiché contrario ovviamente al regime. E quindi da lì ovviamente, insomma, io ricordo che quando ci andai, diciamo, c'era anche una certa protezione in realtà, personalmente. Io vi dico quello che io personalmente ho visto. C'era una certa protezione di questa comunità cristiana da parte anche del regime. Poi, insomma, le diversità, diciamo, di vedute hanno poi, fatto quello che hanno fatto. Per quanto riguarda, invece ecco, invece vorrei un attimo chiarire chi sono gli ismailiti, chi sono gli sciiti duodecimani, perché poi ci sono anche questa parte, e chi sono, e qua riprendo appunto una domanda, gli alawiti, se sono musulmani anomali come i drusi. Sì. Di fatto sì, Direi proprio di sì. nel senso che fanno parte sempre della parte sciita. Diciamo che dopo i sunniti sono di fatto in realtà minoranza più, scusami, dopo i sunniti, perdonami, sono poi la minoranza, diciamo, più rilevante, anche perché poi sono quelli che attualmente governano fondamentalmente l'attuale Repubblica Siriana. Quindi, ti lascio, ecco, magari spiegare un po' questa piccola differenza: alawiti, ismailiti e, duodecimani. Ok, va bene. Allora, diciamo così, a livello generale, perché qua si entra poi veramente in un calderone che è affascinantissimo, ma che è anche molto complicato da sbrogliare, anche per diciamo, delle persone acculturate come noi. Comunque, a livello generale diciamo questo: il mondo islamico nella sua totalità si divide in essenzialmente tre grosse famiglie. Ci sono i musulmani sunniti, che sono l'assoluta maggioranza, i musulmani sciiti e i musulmani ibaditi, che sono la comunità più piccola. Lasciando perdere gli ibaditi, che si trovano in Oman e in alcune zone del Nord Africa isolate, i sunniti e gli sciiti rappresentano, diciamo, la quasi totalità dell'Islam. I sunniti sono circa l'80% dei musulmani al mondo, però non rappresentano un blocco unitario, perché non esiste un papa musulmano sunnita, e all'interno anche dell'esegesi islamica sunnita esistono diverse scuole di pensiero, di interpretazione, che divergono anche parecchio tra di loro. Gli sciiti invece sono divisi in una serie di correnti che corrispondono ad altrettante ramificazioni che diciamo, questo movimento in origine politico e poi successivamente anche dottrinale confessionale ha subito nel corso del tempo. Gli sciiti nascono innanzitutto per ragioni politiche, perché all'inizio della storia islamica si creò un problema di non poco conto relativo a chi avrebbe dovuto succedere al profeta Maometto una volta che lui fosse morto, anche perché il profeta non aveva una discendenza maschile, che nel mondo arabo è tutto. Quindi si pose questo problema diciamo, coloro che oggi vengono definiti musulmani sunniti sono coloro che essenzialmente hanno detto che una volta morto il profeta, il successore avrebbe dovuto emergere per una questione di diciamo carisma e di
tra virgolette, elezione, che in realtà era negoziazione, perché era elezione tra i capi militari, tra i capi politici, dalla Umma, cioè dalla comunità dei fedeli presa nel suo insieme. Ed è così che nacquero, che arrivarono al potere, ecco, coloro che furono i primi successori di Maometto, cioè i cosiddetti califfi Rashidun, Abu Bakr, Omar, Othman e infine Ali. Detto questo, però, Ali aveva una posizione importante, più importante degli altri, perché egli, oltre a essere il nipote di Maometto, ne Cugino, era, più cugino. scusa, il cugino di Maometto, Ali Abi Talib, era anche il marito della figlia. Scusami, la pronuncia è Alia Abitali, Ah, ok. quindi scusami. Vabbè. Era, sì, era anche il marito della figlia prediletta del profeta, cioè Fatima. Ed è anche per questo che lui viene anche nelle sacre scritture rappresentato un po' come il musulmano modello, tra virgolette. E seguendo un principio dinastico, teoricamente e seguendo quelle che erano in realtà le consuetudini del mondo arabo pre-islamico e che sono rimaste paradossalmente anche le consuetudini odierne, teoricamente avrebbe dovuto essere Ali a succedere a Maometto, ed è questo che volevano i suoi seguaci, che si organizzarono attorno alla Shia. Shia vuol dire semplicemente partito, o per meglio dire fazione. Quindi gli sciiti sarebbero essenzialmente erano all'interno della Umma la fazione di Ali. Infine Ali divenne veramente califfo, fu l'ultimo dei cosiddetti califfi Rashidun, o califfi ben guidati, però successivamente, dopo la sua morte e i vari conflitti che successero al periodo d'oro, tra il mondo sunnita e la minoranza sciita si creò questa faglia di scontro che poi nel corso dei secoli ha provocato quello che sappiamo. Il mondo sciita però si è a sua volta ulteriormente frammentato al suo interno, perché le diverse generazioni di sciiti hanno finito per entrare in conflitto politico e conflitto anche dottrinale tra di loro, in merito al riconoscimento, tra virgolette, dei capi religiosi carismatici che li guidavano. E questo ha portato alla nascita dei quintimani, settimani e duodecimani, i quali rispettivamente riconoscono solo i primi 5, i primi 7 o tutti e 12 gli imam, cioè i discendenti della famiglia di Ali, che in maniera sempre dinastica avrebbero dovuto guidare gli sciiti. Per darvi solo un'idea breve di collocazione geografica, gli sciiti duodecimani, detti anche imamiti, sono coloro che governano di fatto l'Iran. L'Iran è paese sciita duodecimano, anche se comunità di sciiti duodecimani sono un po' dovunque. Gli sciiti invece settimani, detti anche ismailiti, sono quelli di cui abbiamo parlato prima, sono stati una grandissima potenza politica nel Medioevo, ma oggi sono ridotti a poche comunità qua e là, molto benestanti in realtà, e che essenzialmente hanno riconosciuto la supremazia dell'Aga Khan, ma non vi sto qui a spiegare chi è, perché sennò ci porterebbe lontano. I quintimani invece sono invece, o anche detti anche zaiditi, sono gli sciiti che vanno per la maggiore nella parte settentrionale dello Yemen.
e sono coloro che hanno prodotto negli ultimi anni il movimento politico rivoluzionario degli Houthi, contro i quali anche si sono scagliati i sauditi durante la guerra civile dello Yemen. Gli Alawiti, e così vengo ora alla domanda precisa, sono essenzialmente degli sciiti un po' strani, nel senso che dal punto di vista della successione degli imam sono associabili benissimo ai duodecimani iraniani. Loro riconoscono tutti e 12 gli imam, però forse anche per via del sincretismo che c'è stato nella loro area geografica sulla costa libanese e con precedenti credenze cristiane o anche ebraiche, pagane, eccetera, eccetera, hanno di credenze che li rendono però quasi degli eretici, non solo rispetto al mondo sciita, ma proprio rispetto al mondo islamico in generale. Infatti, per esempio, ecco, in questa immagine potete vedere la collocazione geografica degli Alawiti a cavallo tra Libano, Siria, sulla zona costiera, a cavallo tra Libano, Siria e Turchia. E gli Alawiti, per esempio, considerano Ali alla stregua quasi di un dio. Cioè il rapporto che gli Alawiti hanno con la figura di Ali è quasi assimilabile al rapporto che i cristiani hanno con la figura di Gesù Cristo. Per fare adesso non prendete quello che vi dico esattamente col righello, e per farvi capire un po' a spanne come vanno le cose, però appunto questo rende gli Alawiti, questa e altre credenze, rendono gli Alawiti degli eretici, dei miscredenti agli occhi dei musulmani, soprattutto dei musulmani più ortodossi, più oltranzisti, tant'è che ci fu anche un grande teologo sunnita, Ibn Taymiyyah, che cos'era nel XII secolo, credo, subito dopo le invasioni mongole, descrisse gli Alawiti come i peggiori nemici dell'Islam, che dovevano essere spazzati via dalla faccia della terra, ecco. E moltissimi, non è una coincidenza che moltissimi gruppi di radicalisti islamici si ispirino dal punto di vista teologico, anche per giustificare le loro nefandezze, proprio a Ibn Taymiyyah, per esempio. Allora, dato che hai appena finito di parlare degli Alawiti, io prendo a questo punto una domanda che ci è arrivata, perché si collega abbastanza bene a riguardo. Il partito Ba'ath, e quindi qua iniziamo a parlare della Siria moderna, è collegato a una corrente particolare musulmana o è totalmente laico? Allora, di base è laico. Mm-hmm. Allora, di base socialista, diciamo così. La cosa divertente di questo partito è che fu fondato da un cristiano, Michel Aflaq. Questa è la cosa. Ma in realtà non è neanche così strano, perché essendo stati le comunità cristiane nel Medio Oriente a livello cronologico le prime a venire esposte ai sistemi di educazione occidentali, perché quando arrivavano le missioni diplomatiche e anche culturali francesi, inglesi, tedesche e bla bla bla, alle quali i turchi erano obbligati ad aprire le porte, perché i turchi, l'impero ottomano non è che permetteva alle potenze straniere di aprire delle missioni così con felicità, erano delle vere e proprie capitolazioni, quindi che servivano anche per favorire la penetrazione
politica dell'Occidente rapace nei confronti del Medio Oriente, i primi, anche perché benestanti, che potevano permettersi di pagare la retta nelle scuole costosissime che i diplomatici, i missionari occidentali aprivano un po' in tutto il Medio Oriente, erano proprio i cristiani. E i cristiani medio orientali, arabi, assiri, armeni, eccetera, eccetera, furono i primi a venire a contatto con l'idea di paese, di nazione, e decisero a un certo punto di in qualche modo distillare questa idea e calarla nel contesto medio orientale, poi caricandola con anche altre sovrastrutture ideologiche come le nascenti idee socialiste, eccetera, eccetera. Il Ba'ath è stata una di queste creazioni, è quella che ha dimostrato dal punto di vista della longevità di durare più di altre. Essa venne diciamo, le fondamenta ideologiche del Ba'ath furono messe su carta da Michel Aflaq, che era un cristiano ortodosso antiochiano, siriano, e poi da Al-Bitar, che invece era un sunnita, non mi ricordo se era damasceno o Aleppi, no, forse era di Homs. Adesso ho un vuoto di memoria. Luca, tu te lo ricordi? No, in realtà no, però adesso vado a vedere. Vabbè, e l'ultimo invece era un alawita, al-Arzuki, il quale divenne il terzo profeta, diciamo, del partito dell'ideologia del Ba'ath. E il Ba'ath nacque e rimase, diciamo, nelle intenzioni Albitare Damasceno. Ah, buon bene. Sì, rimase una creatura laica. Questo non vuol dire che però i suoi fondatori fossero atei. No, anzi, essi volevano che il Ba'ath fosse anche un po' una sorta di elemento catalizzatore per una rinascita culturale della civiltà araba nel senso più complesso del termine, quindi non ristretta solo all'alveo musulmano, ma che permettesse agli arabi di ogni dove di raggiungere nuovamente quelle vette di gloria che avevano raggiunto nel periodo medievale e che erano ormai tramontate da lungo tempo. Il diavolo sta nel dettaglio, la traduzione pratica degli ideali del Ba'ath alla realtà cogente storica ha portato il Ba'ath laddove ha preso poi il potere in Siria ed in Iraq a produrre alcune delle dittature più feroci dell'area medio orientale. Però sì, dal punto di vista formale diciamo che il Ba'ath è un partito politico di ispirazione, tra virgolette, laica, nel senso medio orientale del termine, perché là è difficile essere veramente laici come alla francese. E proprio qua, giustamente, dato che ci colleghiamo proprio qui in battuta, facciamo un piccolo passo indietro a questo punto e parliamo degli inizi un po' della Siria, tra virgolette, moderna. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire, adesso mostro un'ulteriore cartina, parliamo del cosiddetto mandato, il mandato francese, ovviamente, e poi successivamente parleremo anche della indipendenza del 45-46 della Siria e poi anche appunto, del colpo di stato di Assad. Va bene, allora, commentiamo un po' questa cartina, Andrea. Sì, allora molto rapidamente, perché tenete conto che noi non possiamo descrivervi tutto
nei minimi particolari, quindi è necessario anche che il nostro pubblico sia anche abbastanza agile mentalmente, di fare anche un po' i salti storici necessari. Allora, questa è una rappresentazione, questa meno stilizzata rispetto alle altre, questa è abbastanza puntuale, di quello che fu nella traduzione pratica il mandato francese di Siria e Libano. Perché? Allora, mentre infuriava ancora la prima guerra mondiale, nel 1916 i rappresentanti diplomatici francesi e inglesi si accordarono con il famoso accordo Sykes-Picot, dal nome di Sykes e Picot, che erano rispettivamente il rappresentante britannico e il rappresentante francese in queste trattative, sulla suddivisione dell'impero ottomano una volta che fosse finito il conflitto. Interessante notare che i francesi e gli inglesi si erano già accordati alle spalle di quelli che erano teoricamente i loro altri alleati nella prima guerra mondiale, perché la Russia non era ancora, per esempio, uscita dalla guerra, e l'Italia stava combattendo, e l'Italia anch'essa in realtà aveva degli interessi, seppur più limitati, nell'area medio orientale. Però questo dimostra quali fossero anche le vere intenzioni dei britannici e dei francesi che erano all'interno dell'intesa, i due azionisti di maggioranza. In origine l'accordo Sykes-Picot prevedeva semplicemente di tracciare una linea retta, una linea dritta, che dal Mediterraneo avrebbe dovuto arrivare da qualche parte là dove c'è il confine oggi tra Iraq e Iran, e sostanzialmente tutto ciò che stava a nord di questa linea sarebbe andato ai francesi, e tutto ciò che stava a sud sarebbe andato agli inglesi. Poi, oibò, finita la guerra, scoprirono nell'area di Mosul dei importanti giacimenti petroliferi, nell'area di Mosul, Kirkuk, Erbil, e gli inglesi dissero: ma parliamone un attimo, no? Forse la linea originaria che abbiamo tracciato potrebbe essere in qualche modo rivista. E il risultato finale di tutta una serie di trattative e ritrattative che si trascinarono fino al 1918-19 fu che i territori medio orientali, che una volta avevano costituito le propagini meridionali dell'impero ottomano, furono divise in questa maniera. Nella zona, diciamo, sud, quella che finì nelle mani britanniche, vennero organizzati il mandato dell'Iraq e il mandato della Palestina, che a quel tempo era ulteriormente suddivisa tra una Transgiordania, quella che oggi è la Giordania, e una Cisgiordania, cioè quella che oggi è Israele barra Palestina. Il West Bank. Ma anche il resto di Israele, c'era tutta chiamata Cisgiordania. Successivamente poi il territorio venne ulteriormente suddiviso e la Transgiordania divenne nota anche proprio come Transgiordania, mandato di Transgiordania, mentre il resto divenne la cosiddetta Palestina mandataria, e lì poi prese la via, diciamo, per i conflitti che tutti noi conosciamo. A nord di questa immensa linea, invece, rimasero i territori che finirono in mano ai francesi e che furono organizzati nel mandato di Siria e Libano, cioè tutto il territorio che voi state vedendo. Tuttavia gli arabi non è che se ne rimasero lì con le mani in mano a subire quella che
quella che percepirono come un'ingiustizia, e si ribellarono più volte in realtà nei confronti delle autorità coloniali francesi. Poi ci furono rivolte anche nei territori sotto il controllo britannico, ma quelli non ci interessano. E allora, applicando magistralmente il dettame del divide et impera di Romana Memoria, i francesi decisero di organizzare il territorio del mandato nel modo che vedete voi. Allora, il Sì, territorio... scusami Andrea, qua giustamente ci chiedono, spiega che cos'è brevemente un mandato. Allora, un mandato essenzialmente è una sorta di, chiamiamolo così, un periodo, cioè è un protettorato che è esteso nel tempo, ma a cui non viene posto un limite, che teoricamente avrebbe dovuto impegnare la potenza colonizzatrice a preparare un certo territorio per l'indipendenza. Poi ovviamente Marameo, cioè né gli inglesi né i francesi avevano la minima intenzione di concedere niente più che un'indipendenza di facciata ai paesi nati dallo smembramento dell'impero ottomano. Infatti, per esempio, nel 36, nel 1936, i francesi permisero alla Siria di eleggere al Parlamento siriano di eleggere un presidente, ma comunque rimasero presenti nel territorio e avevano la piena gestione di tutti i rapporti esterni del paese, quindi erano indipendenze veramente di facciata. Però dicevo, applicando in maniera magistrale il principio del divide et impera, i francesi divisero il territorio siriano nella maniera in cui vedete. Allora, il territorio diciamo sulla costa mediterranea nacquero lo Stato del Grande Libano. Perché il Grande Libano? Perché questo territorio ricevette in dono tutta una serie di terre che in realtà storicamente non erano appartenute al Libano. Il Libano originario era semplicemente una striscia di terra lungo la costa. Mentre il territorio del Libano odierno, come vediamo, occupa un paio di catene montuose in profondità e tutta la valle della Bekaa. La valle della Bekaa non era in origine territorio libanese propriamente detto in epoca ottomana. Comunque il territorio quindi del Grande Libano, moderno Libano, venne separato fisicamente dal resto della Siria. Nacque anche lo stato degli Alawiti nella costa, diciamo, siriana propriamente detta, anche se poi questo stato venne riunificato al resto della Siria. Nella zona meridionale di As-Suwaida nacque lo stato invece dei Drusi, il Jabal al-Druz, cioè la montagna dei Drusi, mentre il resto del territorio siriano, con anche con le sue città principali, venne diviso nello stato di Aleppo e nello stato di Damasco, che come capite anche dai nomi erano centrati attorno a Damasco e ad Aleppo, le due grandi città siriane da sempre. Con il tempo le ultime 4 entità che vi ho menzionato, quindi lo stato degli Alawiti, il Jebel al-Druz, lo stato di Damasco e lo stato di Aleppo, quando la situazione venne normalizzata e i francesi non percepirono più alcun tipo di sfida alla loro autorità, tutto questo venne riunificato in quella che è la Siria moderna, con un'unica eccezione. Quello che vedete tratteggiato, cioè il Sangiaccato di Alessandretta, che oggi è la provincia turca di Hatay. Perché? Perché la Turchia... Perché fu uno stato.
perché fu uno stato, poi successivamente, qua parliamo degli anni 30 se non ricordo male, per pochissimo tempo, e se avete visto il primo Indiana Jones, beh, fa una piccola apparizione la Repubblica di Atai, quindi vabbè, sì, venne separata, praticamente i turchi la volevano. La Francia e la Gran Bretagna in quel periodo erano in qualche modo preoccupate del fatto che la Turchia di Ataturk potesse in qualche modo allearsi con la Germania nazista e con l'Italia fascista e anche gli altri paesi autoritari del continente europeo. Perciò, per tenersi buono Ataturk, decisero essenzialmente di creare un grande imbroglio. Il territorio, il Sangiacato di Alessandretta, venne separato dal resto della Siria e venne indetto un referendum al quale però i turchi si presentarono portando nel territorio migliaia e migliaia di coloni e facendo votare anche gli stessi soldati che erano stati mandati a prendere temporaneamente controllo del territorio per la sua protezione, e in questo modo, con uno dei referendum più fraudolenti che la storia ricordi, quel territorio venne di fatto separato dalla Siria e da quel momento in poi è diventato parte della Turchia, cosa che però i siriani non hanno mai veramente accettato. Infatti il desiderio dei siriani dal punto di vista geopolitico al giorno d'oggi, oltre che quello di rivedere il loro paese riunificato e di ritornare in possesso delle alture del Golan che loro persero nel 67, sarebbe anche quello di ritornare in possesso del Sangiacato di Alessandretta. Allora, a questo punto, allora, finisce il mandato francese, siamo Sì, nel 45-46 40. e appunto iniziamo molto velocemente a parlare di il lungo periodo che va appunto dal 46 fino al 2011, magari più che altro con un focus sugli eventi del 1979-1982, cioè siamo nel pieno regime di Bashar padre in questo caso. Ovviamente arriva ben dopo l'indipendenza siriana, prima c'è un'altra piccola parentesi. Ma diciamo Dimmi. che in maniera molto sintetica possiamo dire che la Siria, giustamente come hai detto te, è diventata un paese indipendente nel 1946. Purtroppo l'indipendenza l'ha portata a venire risucchiata in un calderone di instabilità interna che è durata di fatto fino al 1970, perché si sono succeduti una decina di colpi di Stato che non hanno certo giovato alla stabilità complessiva del sistema e alla tenuta anche politico-sociale della compagine statuale. È stato anche un periodo di grandi sperimentazioni, perché lì veramente diversi partiti politici, personaggi più o meno carismatici, hanno avuto modo di misurarsi nel ring della politica. Una tendenza però va notata in questo periodo ed è questa tendenza è una sorta di lascito avvelenato delle politiche coloniali francesi. Nel periodo del mandato francese, i francesi, per poter controllare meglio il territorio, e come avevano fatto in altre parti del loro impero e come avevano fatto anche gli britannici, anche noi italiani, eccetera, decisero di creare il loro esercito coloniale locale. In Siria questo però ha avuto diciamo, un effetto perverso, cioè un effetto sì, in parte positivo ma in parte perverso. Perché? Scusa Andrea se ti interrompo un attimo perché devo fare un'errata corrige. Sì, volevo dire Hafiz, ma purtroppo mi sono sbagliato e ho detto Bashar. Quindi chiedo perdono umilmente. Prego, continua pure. Sì, allora essenzialmente, come vi avevo
già detto prima nella nostra introduzione etnoculturale, etno-religioso-culturale, la società siriana è divisa in diverse comunità, alcune più grandi, alcune più piccole, però è una società molto plurale. Ora, questo nel corso dei secoli ha prodotto anche una suddivisione, non dico a livello di caste, ma quantomeno di segmenti sociali, abbastanza profonda, laddove gli arabi sunniti tendenzialmente avevano il monopolio del potere e anche erano i grandi proprietari terrieri, e quindi avevano i loro maggiori interessi in ambito agricolo. I cristiani invece tenevano nelle loro mani le redini del commercio. Altri gruppi invece minoritari come i drusi e gli alawiti erano ridotti in una condizione di povertà e tagliati fuori da qualsiasi leva del potere, e vivevano anche in zone anche geograficamente periferiche. Questo ne aveva però favorito, e non di poco, la bellicosità, con la quale avevano avuto a che fare anche i dominatori turchi ottomani. I francesi, che si trovarono anche ad affrontare rivolte da parte di questi gruppi, da bravi però furbi colonizzatori occidentali, capirono immediatamente l'utilità pratica di fare leva su questo tipo di gruppi, e per portarli dalla loro parte, e anche per creare un contraltare interno al territorio rispetto allo strapotere dei sunniti e dei cristiani. E grazie a questo un gran numero di giovani promettenti e talentuosi drusi e alawiti arrivarono a frotte a ingrossare le fila delle forze armate dell'esercito coloniale, che venne poi ereditato dalla Siria, dalla Repubblica Siriana. Cosa avvenne? Che nel marasma politico che interessò la Siria nei primi decenni di indipendenza, le forze armate divennero giocoforza il principale elemento unificante del paese, perché ne erano i difensori, ma in questo modo ne divennero anche in qualche modo i controllori e i corruttori, perché iniziarono a marginalizzare tutta una serie di, per esempio, esperienze politiche, esperienze partitiche, personaggi che in qualche modo loro percepivano come alieni rispetto alla direzione che ritenevano la Siria dovesse compiere. Queste minoranze, questi gruppi all'interno delle forze armate, poi si dimostrarono anche particolarmente ricettivi dal punto di vista ideologico delle novità provenienti appunto dal partito Baath o anche dai paesi capitalisti, dai paesi comunisti, eccetera, eccetera, fino a che negli anni 60 si creò all'interno delle forze armate siriane un particolare gruppo di potere, il Comitato dei Liberi Ufficiali, che era composto per la stragrande maggioranza da alawiti, e che aveva come due, diciamo, come frontman di questa compagine il maggiore Salah Jadid e il capitano Hafiz al-Assad, entrambi alawiti, come ho detto, di estrazione sociale diversa, e anche all'inizio compagni di lotta, poi acerrimi rivali, finché nel 1970, con la cosiddetta rivoluzione correttiva, e che fu anche l'ultimo colpo di Stato che la Siria, che ad interessare la Siria, Hafiz al-Assad divenne il padrone, il leader supremo della Siria. Lui
dal punto di vista positivo riuscì finalmente a portare quella stabilità alla quale il paese anelava. Difatti è importante ricordare che al momento della sua presa di potere al-Assad venne accolto come un eroe dai siriani di tutte le classi sociali, di tutte le comunità e di tutte le aree del paese. Di questo ce ne dimentichiamo molto facilmente, anche gli stessi siriani se lo sono dimenticati, però fu così nel 1970. Tuttavia, con l'andare del tempo, dal 70 in poi, e nei decenni successivi, dato che poi il potere venne anche ereditato dal figlio Bashar al-Assad, Che, attenzione, non era destinato che lui, non era destinato a succedere, perché invece era il successo. fratello più grande, che Sì. purtroppo è morto per, pare, un incidente stradale, pare un incidente stradale, e Forse quindi forse sì, no, indotto dallo stesso padre. fu richiamato da Londra, se non ricordo male, comunque dal Regno Unito, per fare una brevissima carriera, cioè tipo in 6 mesi era diventato già colonnello, gli fece fare il papà perché ormai stava per spirare anche lui, e infatti morì nel 2000 il papà, e per appunto dare, diciamo, le chiavi del paese alla di fatto sua famiglia in via pressoché ereditaria. Sì. Questo è quello che poi accadde. Sì, però appunto in questo arco temporale, prima regno del padre, poi regno del figlio, diciamo, quanto di positivo ha ottenuto la Siria a 360 gradi è stato però controbilanciato anche dalla creazione di un sistema sclerotizzato di gestione del potere che ha provocato l'ostilità di diverse potenti fazioni all'interno della società siriana. E una di queste è stata, e qua veniamo a I quello che fratelli stai... musulmani. Esatto, la fratellanza musulmana, che nel periodo tra il 1976 e il 1982, una prima volta, tentò di rovesciare il potere degli al-Assad in Siria. Fratellanza, adesso noi non vi parleremo di che cos'è la fratellanza musulmana, perché quella è una storia a sé. Diciamo solo che essa nasce in Egitto come diciamo da Hassan al-Banna, che è stato uno dei più importanti, anzi il più importante teologo musulmano di quell'epoca storica, degli anni 30, passiamo negli anni 30 del XX secolo, come tentativo di creare un'alternativa al colonialismo occidentale mediante una riscoperta delle origini e del vigore islamico all'interno delle società musulmane, che in quel periodo si percepivano come umiliate dagli odiati colonizzatori occidentali. La fratellanza musulmana nata in Egitto ha poi rilasciato, come un tumore rilascia le metastasi, tutta una serie di diciamo correnti anche in conflitto con la casa madre. Pensiamo anche solo ad Hamas nella stessa Gaza, è una corrente molto modernista della fratellanza musulmana, anche se parlando con i fratelli musulmani autentici egiziani, i palestinesi sono considerati poco meno di scimmie o di bestie ai loro occhi, però comunque quello è il fiume ideologico che ha prodotto, e la fratellanza musulmana siriana si distinse già negli anni 70 per la sua militanza, che all'inizio si espresse in tutta una serie di attentati, soprattutto nei confronti di esponenti civili e militari del regime baathista, che loro, per una questione anche ideologica, presentavano come il regime empio alawita, anzi il regime empio dei Nusairi.
come loro li definivano, che è una parola spregiativa nel dialetto arabo-siriano per identificare gli alawiti. Non chiamate mai un alawita Nusair, perché è un'offesa. Anche perché se no finite come Hama in quegli anni, tra l'altro. Esatto. E poi nel periodo tra l'80 e l'82 e questa serie di attentati sfociò in una vera e propria rivolta centrata nella città di Hama. Perché la città di Hama? Perché tradizionalmente Hama è la più conservatrice delle città siriane. Confermo, io ero là, non ovviamente a quell'epoca perché non manco ero nato, però ci sono passato varie volte. Hama principalmente è famosa, oltre che per questo avvenimento, anche perché spero che si siano ancora conservate, ha le cosiddette norie, che sono praticamente dei mulini, delle Dei ruote, mulini. Sì. che fanno un rumore molestissimo, e che di fatto spargono in qualche modo e danno anche energia grazie a energia idroelettrica, fondamentalmente grazie all'Oronte, al fiume che scorre comunque in quella zona. E effettivamente comunque è una zona estremamente, diciamo, conservatrice da questo punto di vista. Prego Andrea. Vedo una domanda. Sì. La fratellanza musulmana in Siria venne aiutata dai francesi negli anni 70-80? Allora no, la fratellanza musulmana non venne aiutata dai francesi, anche se molti esponenti effettivamente avevano già prima trovato rifugio in Francia, per via della dottrina Mitterrand, che permetteva a chiunque fosse perseguitato di riparare in Francia, come sanno anche diversi terroristi nostrani delle Brigate Rosse che hanno finito per riparare laggiù. Quello che però avvenne è che la fratellanza musulmana, oltre che dalle correnti sue affine in giro per il Medio Oriente, venne aiutata dall'Iraq di Saddam Hussein, che sperava in questo modo di rovesciare un regime baathista concorrente, perché i due regimi baathisti, quello siriano e quello iracheno, erano rivali. E inoltre in quel momento, nell'82, quando i ribelli presero fisicamente poi il controllo di Hama e si scatenò la prima guerra civile siriana di breve durata, che finì con il bombardamento di Hama. Dai, volevo dire, Hafiz Assad mandò proprio l'aviazione a buttare le bombe, perché disse vabbè, facciamola in fretta sta cosa qua, perché sì, provocò 40-50.000 morti. I numeri reali non si sanno, anche perché rimasero sotto le macerie, che vennero semplicemente spianate, non ebbero neanche degna sepoltura. Però in quella occasione i rivoltosi della fratellanza musulmana chiamarono in loro aiuto l'Ayatollah Khomeini dall'Iran, e in maniera anche provocativa dissero: se tu sei veramente l'alfiere della rivoluzione islamica per tutti, che deve ripulire il mondo islamico nella sua interezza dalla corruzione dell'Occidente, allora presta la tua parola al nostro sostegno. E allora sei veramente il leader del mondo islamico intero. Khomeini però, che oltre a essere uomo di religione era però anche un fine geopolitico e non era affatto stupido, e comunque in quel periodo era a capo di un paese che era impegnato in guerra con l'Iraq, e la Siria era uno dei 4 alleati che l'Iran aveva al mondo. Gli altri erano la Libia, la Corea del Nord e basta. Ecco, la Cina forse, no, neanche la Cina, perché la Cina vendeva armi sia all'Iran che all'Iraq. Comunque era uno dei 3 alleati che l'Iran aveva nel mondo, e decise da pragmatico e da machiavellico geopolitico di dare invece il suo sostegno al regime degli Assad, anche perché, essendo alawiti,
Khomeini coltivava l'idea in futuro di unificarli, diciamo, al grande movimento, cioè aveva una sorta di confusa idea, ma che era al di là da venire, di riportarli al mainstream sciita. E questa è la ragione che ha dato poi inizio, in quel momento, con la distruzione di Hama, alla guerra settaria nel Medio Oriente in generale, perché in quel momento che gli sciiti e i sunniti hanno iniziato la loro mortale lotta per il predominio che di fatto dura ancora oggi, anche se in questo momento è stata parzialmente messa sotto il tappeto, perché ci sono potenze più importanti al mondo che si stanno contendendo il dominio. Quindi il grande conflitto settario nel Medio Oriente si è parzialmente quietato, però è lì che è poi iniziato il tutto, e ha avuto dei risvolti drammatici un paio di decenni dopo, quando la Siria dal 2011 in poi è sprofondata nella guerra civile. Allora, brevemente questa domanda che mi sembra giusta e interessante, e poi passiamo appunto al 2011. La rivalità in quel periodo tra Siria e Iraq era per caso data anche dal fatto che all'epoca l'Iraq era più allineato, effettivamente fu così, agli USA, e la Siria con l'Unione Sovietica? No, no, perché allora la rivalità tra la Siria era un Non si sono forte. mai ben visti in realtà Saddam e Assad da questo punto di vista. Ma certamente, allora Sì. Già Saddam, c'era quello. Saddam soffriva di un complesso di inferiorità nei confronti di Assad, perché Assad si era guadagnato la carriera militare sul campo e perché era un leader nato. Eh, Assad diceva seguitemi, la parola d'ordine di Saddam era obbeditemi. Sono due cose diverse. Quindi c'era questo primo problema. Il secondo problema è che comunque Saddam era espressione della minoranza sunnita dell'Iraq. Minoranza sunnita che quella sì si è sempre imposta con la forza alla maggioranza sciita e anche ai curdi nel nord. Gli alawiti in quel periodo almeno, in quel primo periodo, sono riusciti in maniera assai più abile a cooptare nel disegno che loro avevano per il paese, prima le altre minoranze e anche le elite sunnite, soprattutto nelle aree urbane di Damasco e di Aleppo. Per cui il regime siriano si è dimostrato da questo punto di vista più trasformista, che non, un po' più italiano, che non il regime invece iracheno. E da ultimo c'era il problema che ognuno voleva comandare. Cioè, erano entrambi, neanche i regimi, proprio i paesi, sia la Siria che l'Iraq, volevano in qualche modo essere i leader del mondo arabo, e questo volevano entrambi raccogliere le spoglie dell'Egitto, che era politicamente morto dopo gli accordi di Camp David, e quindi volevano accreditarsi entrambi come i leader del mondo islamico. Per quanto riguarda la rivalità URSS-USA, allora sì, la Siria dagli anni 60 in poi è stato il miglior alleato dell'Unione Sovietica e poi della Russia nel Medio Oriente. L'Iraq da questo punto di vista è stato più un elettrone libero, perché ha coltivato rapporti importanti con l'Unione Sovietica, ma anche con la Gran Bretagna e anche con gli stessi Stati Uniti. E negli anni Ottanta un po' sedeva su tante sedie diverse, ma non si sono scontrati per ragioni di allineamento URSS e USA, anche perché comunque tanto gli americani, i britannici, i sovietici, eccetera, eccetera, quando avevano a che fare rispettivamente con i siriani e con gli iracheni, sapevano benissimo comunque che quei governi avevano
primariamente a cuore gli interessi nazionali loro e non erano disposti a farsi manipolare, a seguire le grandi potenze in avventure per loro futili, come invece facevano, che ne so, i regimi socialisti, comunisti dell'Europa orientale per i sovietici e i paesi dell'Europa occidentale per gli americani dall'altra parte. Da ultimo ricordiamo una cosa, e con questo chiudo questa parentesi, che tanto il regime baathista della Siria quanto il regime baathista dell'Iraq hanno letteralmente sterminato i comunisti all'interno dei loro confini, li hanno proprio liquidati senza pietà. Per cui è anche sbagliato fare un'analogia con il mondo comunista socialista europeo. Erano, tra virgolette, socialisti nazionalisti arabi, quindi è una categoria a sé. Allora, invece, adesso mostro questa cartina e arriviamo appunto a circa i giorni nostri, cioè tra il 2011 e il 2017. Eccola qua. Spero si veda abbastanza. E parliamo appunto di ciò che fu la primavera araba, connesso a tutto questo settarismo, e poi il nuovo, diciamo così, il nuovo arrivato, cioè di fatto lo Stato islamico, che poi prese piede e che poi successivamente, con nel 2015 l'entrata della Russia nel merito, diciamo, fallì abbastanza. Prego Andrea. Sì, allora questa diciamo è un'immagine che noi abbiamo preso da un paper scritto da Fabrice Balanche. E che io vi metterò in descrizione successivamente alla live, per chi volesse. È gratuito, potete scaricarvelo tranquillamente. Quindi, sì, lui è uno dei più grandi esperti di Siria al mondo, e sono in due in realtà. Lui è Joshua Landis, che è americano, e io ho la fortuna di averli entrambi come contatti su LinkedIn. Mi hanno fatto gli ho anche fatto tutta una serie di domande in preparazione a questa live, e loro, da grandi signori, hanno avuto la gentilezza e mi hanno dedicato il loro tempo per rispondermi, e questo è un materiale di studio ovviamente in lingua inglese, quindi chi non sa l'inglese è pregato di impararlo in fretta, e qua in 150 pagine è descritto veramente con dovizia di particolari e in maniera copiosa tutto ciò di cui stiamo parlando. Piccola postilla, questo è aggiornato al 2017, quindi nel frattempo sono successe altre cose, però è una lettura obbligatoria secondo me per capire bene le cose, anche al di là delle troiate che i giornalisti scrivono, purtroppo scrivono o dicono nei nostri mezzi di disinformazione di massa. Detto questo, Luca ha parlato delle primavere arabe. Sì, le primavere arabe si sono, diciamo, abbattute sul mondo medio orientale, in Nord Africa e nel Medio Oriente, con la potenza di un tornado, squassando completamente gli equilibri che si pensava fossero ormai solidificati da tempo, regimi che consideravamo inamovibili come quello di Mubarak in Egitto o di Gheddafi in Libia, vennero spazzati via o furono messi, come quello di Bashar al-Assad, in discussione da vasti strati delle popolazioni che volevano diciamo essere testimoni di una nuova realtà. Ora, quanto è accaduto esattamente nel primo periodo in questo caso della primavera araba in Siria e della guerra civile siriana, è oggetto di dibattito.
Anche perché comunque un evento epocale come quanto è avvenuto in Siria non è che ha una causa unica. Si cita molto spesso la corruzione del regime baathista, così come anche il fallimento di tutta una serie di politiche economiche, gli scandali che avevano interessato il triennio precedente il paese, ma anche, non so, la situazione sociale che era stata ulteriormente esacerbata dal massiccio afflusso di profughi dall'Iraq in fiamme dopo l'invasione americana. Quindi, come sempre, quando accadono queste cose, la causa non è mai una, non è mai univoca e non è mai solamente di natura interna o di natura esterna. C'è sempre un paniere di cause. E quello che è interessante però è vedere come poi queste vanno a influenzare il percorso, l'evoluzione di quello che sta accadendo e dove sfociano, perché è lì che si ha la misura esatta di ciò che è una società. Perché nel caso siriano, a differenza di quanto è avvenuto invece, per esempio, in Egitto, che da questo punto di vista si dimostrò un paese assai più stabile e corazzato, in Siria la dinamica iniziata dalla primavera araba sfociò poi in un terrificante conflitto settario e di cui abbiamo anche una cartina, come potete vedere. Adesso non è così facile dire esattamente, tagliare col coltello e dire esattamente in quale momento nel corso di quegli anni la protesta e i successivi disordini civili, anche armati, hanno lasciato il campo alla guerra settaria vera e propria. E c'è un grandissimo dibattito da parte di certi individui, anche però secondo me intellettualmente disonesti, i quali affermano che la rivolta siriana è stata abbandonata e se l'Occidente avesse sostenuto i rivoltosi siriani allora avremmo potuto abbattere Assad senza per questo portare alla degenerazione islamista che poi c'è stata. Allora, mi sembra molto ottimista forse, perché io sono completamente in disaccordo con questa teoria. Pure io. E posso dirvi questo, io ho avuto occasione con le mie mani di toccare le ferite nel corpo di una persona che è un armeno che fu obbligato assieme a un armeno aleppino e che fu obbligato con tutta la sua famiglia a scappare dalla Siria e a rifugiarsi altrove e costui era stato torturato in maniera anche pesante, le cicatrici gli rimarranno per tutta la vita, dai cosiddetti ribelli moderati. Perché l'ISIS doveva ancora nascere, parliamo di almeno 2 anni prima della nascita dell'ISIS. Quindi adesso non vi dico in dettaglio cosa mi disse, anche perché questa persona ha anche problemi poi a venire a patti con la realtà fisica, personale di ciò che gli è capitata e poi anche lo sradicamento sociale che ha subito, perché una famiglia che era a Aleppo da generazioni e si era fatta anche una posizione importante economica, si è trovata di colpo senza più niente, a doversi completamente reinventare. Però di una cosa lui e anch'io, lui era certo e ne sono certo anch'io, la
cosiddetta rivolta sociale, la rivolta moderata, la rivolta, tra virgolette, laica, originaria, comunque aveva in sé i semi di quel islamismo politico che a un certo punto poi è eruttato in tutta la sua potenza. Se veramente la rivolta siriana fosse stata ciò che ci è stata propagandata sin dall'inizio, sono convinto essa sarebbe stata in grado di diventare impermeabile rispetto alle infiltrazioni islamiche e sarebbe riuscita a produrre una vera alternativa concepibile al regime, anche perché diversi settori dell'imprenditoria e anche delle forze armate erano possibilisti rispetto o anche del mondo accademico, erano possibilisti rispetto all'eventualità di una eliminazione fisica del presidente Assad e una sua sostituzione con un governo di transizione che in parte però fosse fatto anche da militari e che traghettasse anche con il sostegno occidentale la Siria attraverso un periodo di stabilizzazione per poi effettivamente provare a in qualche modo passare a un regime di natura più costituzionale e non autoritario, più inclusivo, eccetera, eccetera. Però e qua i partner occidentali si sono dimostrati totalmente incapaci di capire la natura della società siriana e il fatto che purtroppo, come dicevo, il movimento moderato, tra tantissime virgolette, era già dall'origine infiltrato pesantemente con gli islamisti, anche perché per diciamo recuperare la manovalanza necessaria a ingaggiare militarmente le forze armate di sicurezza, presero dal Nusra. esatto, dovettero necessariamente prendere gli uomini gentilmente forniti dagli islamisti, in parte in Siria, in parte portati anche dall'estero. Foreign fighters e quant'altro, certo. Mi ricordo che un po' di tempo dopo, colui che era il nostro ministro degli interni a quel tempo, l'onorevole Minniti, che io ebbi anche l'occasione di incrociare in treno, disse che l'ISIS, faccio un piccolo salto in avanti, aveva creato la più grande legione straniera nella storia. Banana. In realtà i foreign fighters avevano iniziato a ingrossare le fila della rivolta siriana almeno dal 2012. Quindi parliamo di molto prima poi dell'ascesa e dello splendore, tra virgolette, barbarico del califfato islamico. Quindi no, io personalmente dissento fortemente con tutti coloro che dicono che se l'Occidente avesse sostenuto la rivolta iniziale si sarebbe... No, per me è A una, me è una sembra cosa che che non ogni esiste. volta che l'Occidente ha sostenuto qualche determinata fazione, parliamo del Medio Oriente, successivamente, diciamo, gli effetti non sono stati dei migliori. Esatto. Quindi vediamo ad esempio il vicino Iraq, che è proprio l'esempio plastico di ciò che non doveva andare in quella maniera. Già. Quindi sono anch'io d'accordo con te da questo punto di vista. Diciamo che in questo caso il regime, forse allo stato attuale, può essere considerato un po', prendetelo tra molte virgolette, un po' il male minore per l'epoca, nella quale appunto, Sì. tra l'altro con il fatto che di punto in bianco lo Stato islamico poi iniziò a essere prepotentemente presente anche nelle cronache e quant'altro, e non solo
in loco, ma insomma si divertiva anche molto, tra virgolette si divertiva, a rivendicare determinati attentati che poi in quegli anni continuarono ad avvenire, esempio Bataclan, o anche, adesso non mi viene in mente altri posti, però insomma Nizza, Nizza, grazie, esatto, Stoccolma, Stoccolma, adesso ricordo male, Londra. anche Londra, esatto. Insomma, diciamo che ci fu poi una War on Terror 2.0 che di fatto poi pose in essere il fatto che il nemico alla fine vero, in quel momento lì, il cattivo, doveva essere per forza lo Stato islamico. Poi una volta tolto lo Stato islamico, la Siria ancora adesso insomma ha mille tumulti, ha sopra Erdogan che preme, sotto Israele che ultimamente anche sta iniziando a muovere anche vicino insomma agli aeroporti siriani, se non ricordo male, e quindi insomma è stato è una situazione molto 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 delicata da tutti i punti di vista. E detto questo, io vorrei concludere facendoti due domande. La prima è la seguente, cioè se pensi che questo settarismo siriano di cui abbiamo parlato fino adesso abbia in qualche modo fatto riavvicinare Bashar alla Lega Araba, e poi se pensi che la conclusione giusta di un po' questa live, per tirare un po' le fila, sia che questo profondo settarismo siriano, se da una parte fu, magari in tempi un po' più antichi, un'inice di grande ricchezza culturale, però dall'altra sia stata effettivamente una, a questo punto, delle tante scintille che poi ha scatenato questi disordini all'interno della Repubblica Siriana. Prego, Nela. Belle domande. Ma allora ti dico questo. Secondo me il riavvicinamento della Siria, anzi, il riavvicinamento della Lega Araba nei confronti della Siria è più dovuto a ragioni di realpolitik che altro, perché prima gli emiratini, che sono i più svegli di tutti, e poi pian piano anche i fratellini e i fratelloni dell'area, sono essenzialmente venuti a patti con l'idea che quantomeno nel breve medio periodo Assad Junior non verrà schiodato dalla sua posizione, e dialogare con lui è più utile e dà forse esiti più prevedibili rispetto che non il suo abbattimento. Quindi io ritengo che il riavvicinamento sia più un atto di realpolitik, e anche per riequilibrare tutta una serie di cose, situazioni all'interno della Lega Araba stessa e nel grande Medio Oriente, guarda Israele, la Turchia, l'Iran anche, di cui la Siria è ormai anche un piedistallo di proiezione di influenza nella regione. Lo è anche della stessa Russia, da quando la Russia è entrata a gamba tesa nel 2015 nella guerra civile siriana. E questo è il punto numero uno. Il punto numero due, il settarismo e la società siriana di ieri e di oggi. Ma allora, senza dubbio, il settarismo è stata una delle tante cause della guerra civile che c'è stata. E come questo influenzerà nella storia della Siria del prossimo futuro, e questa è un po' l'incognita che tutti quanti dentro la Siria e fuori dalla Siria si chiedono. Io ebbi l'occasione in due diversi momenti di intervistare per Difesa Online, quando ancora collaboravo con Difesa Online, due tra virgolette siriani. Uno era un ragazzo che oggi è diventato un volto noto anche della Siria all'estero, Kevork Almassian, che è anche un tuo collega youtuber, diciamo, basato in Germania. Lui è un armeno siriano, Dal cognome lo si immaginava.
No, ma vedi, allora, come dici giustamente te, dal cognome dal cognome lo si immaginava, però a me è capitato, e questo ti dà anche la misura in qualche modo della deficienza di una certa parte del pubblico italico e non solo, quando l'intervista venne pubblicata, un idiota del pub, sì, di coloro che commentarono sulla pagina Facebook di Difesa Online, disse: ma che cosa viene a parlare questo arabo, bla bla bla. Io non ho Facebook e vidi questo commento solo perché mia madre, che ha invece un profilo su Facebook, mi fece vedere. Io avrei voluto rispondergli dicendogli tante brutte cose che in confronto a quello che dice il nostro amico Michele Spadoni sono complimenti per le ragazzine. Però questo è una testimonianza anche del purtroppo livello culturale basso che interessa un largo segmento della nostra società, e per coloro che si ascoltano e appartengono a questo tipo di segmento, se voi trovate un cognome che finisce in Yan, soprattutto nel Medio Oriente, state sicuri che costui o costei è un armeno. Piccola regalino da parte di Gaspardo per la serata, qualora già non lo sappiate. L'altra persona che io ebbi modo di intervistare era invece una ragazza alawita, la quale anche lei poi è andata via dal paese, e sia nell'intervista fatta a Kevork che a questa ragazza, il cui nome non dirò, io ho avuto proprio la percezione di paura che questi giovani, meno e non più giovani, ma comunque appartenenti a gruppi minoritari, ma che prima dell'inizio della guerra semplicemente vivevano la loro vita da persone normali, dove questo li ha catapultati in un dialogo che abbiamo avuto io e Kevork tête à tête, quindi non registrato nell'intervista. Lui mi ha detto: io so benissimo che cos'è il regime, cioè sentirlo dire regime quando lui sta attentissimo nei suoi video a parlare del governo, ma con me lui ha usato la parola regime di Assad, mi ha fatto saltare sulla sedia. Lui mi ha detto: io so benissimo che cos'è il regime di Assad e quali sono i problemi e la corruzione, il nepotismo e bla 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 bla, ma se questi vincono, parlava dell'ISIS e poi parlava anche dei ribelli moderati, noi membri delle minoranze verremo uccisi dal primo all'ultimo con furia medievale, e il mondo cosa ci dirà a quel punto? Ah, scusate, ci siamo sbagliati? Questa però è un'aggiunta di Andrea Gaspardo, non di Kevork. E la stessa cosa me lo disse anche questa ragazza, che lei invece è proprio alawita, quindi nel mirino dei sunniti. Perciò in quel momento, quando il gioco si è fatto duro e si è dovuto combattere per il futuro del paese, le minoranze sono riuscite a fare quadrato, e ad esse si sono unite anche tutti i ceti affluenti delle principali città di Aleppo, Damasco, Homs, eccetera, che vedevano anche nel ruralismo islamico dei rivoltosi una minaccia anche ai loro portafogli, al loro predominio economico e culturale all'interno della società. E questo, unito all'intervento iraniano di Hezbollah e della Siria, ha permesso prima di stabilizzare la situazione e poi a rovesciare le sorti del conflitto. E ora però la situazione interna della Siria è comunque molto precaria,
bisogna capire se Bashar al-Assad sarà in grado di in qualche modo iniziare una nuova dinamica positiva all'interno del paese, o se riproporrà vecchi schemi e vecchie politiche che in parte hanno guidato al disastro della primavera araba. E in tal caso, se questo dovesse avvenire, è possibile, ma spero veramente di no, per quella martoriata terra, che si veda un 2.0 della guerra civile siriana, ma spero veramente di no. Sì, lo spero anch'io, anche perché in qualche modo vorrei ritornarci. Detto questo, io a questo punto direi di farti quest'ultima domanda dal pubblico. Per te, se consigli la lettura del saggio The Forgotten Kingdom di Gerard Russell, e se lo conosci. Non conosco questo libro, mi dispiace, ma non posso dare un consiglio perché non conosco questo testo. Vabbè, intanto io mi metterò il link per scaricare quell'analisi di Balanche che è in inglese, sono 156 pagine, però molto probabilmente potrebbe essere interessante per voi per capire anche meglio un po' anche ciò che in parte abbiamo detto anche qui, ecco. Allora, dunque, io a questo punto direi di concludere qui, 1 ora e 40 di video, quindi grazie a chi ovviamente è stato qui ad ascoltarci. Ringrazio ovviamente te, Andrea, che sei sempre fenomenale, un pozzo di scienza, e ringrazio voi e ci rivediamo a questo punto il 18, che t'apprendi San Luca, quindi ehi, santo me. Ci vediamo il 18 con il generale Capitini e il colonnello Stirpe per parlare di Ucraina. Poi presto lo sto cercando davvero di organizzare, faremo anche una live su l'attuale situazione tra Israele da una parte e Hamas dall'altra, e a questo punto vi rimando al 18 di ottobre, ancora qui su Paresia. Grazie a tutti, grazie Andrea. Buona serata.